Cari amici di Posti e Pasti, siamo tornati a Padova. Alle mie spalle la straordinaria cappella degli Scrovegni e oggi non voglio parlarvi della cappella in generale. Ho deciso che ogni tanto vi farò qualche video in cui vi parlerò dei singoli affreschi, o meglio degli episodi che a me piacciono di più e che mi piace anche spiegare, perché ovviamente Giotto significa un grande rinnovamento, grandi novità nella storia dell'arte. All'inizio del 1300 già questo era considerato uno dei massimi capolavori, e quindi ha ispirato moltissimi artisti, e la mia carrellata, oggi in particolare sceglierò un episodio, tocca proprio questo momento, il grande passaggio dalla pittura medievale alla pittura moderna. Tantissimi sono stati gli artisti che si sono ispirati a Giotto, e questi artisti arrivano non solo dal passato ma anche dal nostro tempo, dal XX e dal XXI secolo. Quindi vi accompagnerò in questa scoperta dei dettagli negli affreschi di Giotto alla Cappella degli Scrovegni. La cappella sorge nell'area che fu dell'Arena romana, di cui oggi rimane molto poco. Edificata in circa un anno nel 1302, accanto all'ormai distrutto palazzo degli Scrovegni, è una cappella all'esterno molto semplice, ma all'interno, come vi dicevo, raccoglie e per nostra fortuna conserva uno dei cicli di affreschi più importanti nella storia dell'arte. Sono bellissimi gli scorci che si possono cogliere e il contrasto tra l'edificio del primo secolo, l'anfiteatro, e la cappella del 1300. E i colori risaltano in giornate belle come questa. Oggi vorrei parlarvi del bacio di Giuda, perché è sempre stato uno degli episodi che me hanno appassionato. Si trova sopra l'immagine della giustizia, del buon governo, e sotto la presentazione al Tempio di Gesù. È un momento importantissimo. Giuda ha già ricevuto il denaro del tradimento e si appresta a baciare il Cristo. Infatti, a destra vediamo Caifa che lo indica prendetelo, sembra proprio, mancano quasi le parole, no? Negli affreschi di Giotto. Mentre a sinistra Pietro ha già tagliato l'orecchio all'altro soldato, e una figura in blu tira i mantelli e denuda i discepoli che scappano via spaventati. Ma la cristallizzazione di questi volti al centro è meravigliosa, perché Cristo solenne, pronto al sacrificio, ma anche molto severo, sfida Giuda, trasformato, gonfio, che abbraccia il Cristo con questo mantello giallo, un giallo che non è il giallo dell'oro, delle aureole o dei particolari dell'uomo vestito in rosso dietro Giuda, ma il giallo che appunto indica la parte più sporca. Il colorito malato dell'uomo è un colore negativo, è quello della bile, del carattere collerico, il colore che per questa negatività si avvicina in breve sarà un attimo avvicinarlo all'eresia e al tradimento, come qui succede. Già nel 1215 il Papa Innocenzo III aveva stabilito che per indicare i non credenti, i non cristiani, bisognasse, in particolare gli ebrei, i musulmani, bisognasse usare colori molto forti. E il giallo lo ritroviamo nella storia soprattutto degli ebrei, perché li ritroviamo proprio a indicarli nella loro condizione di coloro che hanno tradito e non hanno accettato il Cristo. Quindi la cappella è un momento in cui Giotto dà avvio a una serie di ispirazioni che toccheranno moltissimi artisti. Qui in particolare vediamo la battaglia di San Romano di Paolo Uccello. Se voi insomma, si accorge facilmente la posizione di queste aste, di queste armi meglio puntate verso il cielo, ci ricorda, come ha detto qualche esperto, proprio la posizione di quelle nel bacio di Giuda, la stessa identica ritmicità, e quindi l'influenza che questo pittore Giotto ha avuto è enorme in una cappella che è un tesoro UNESCO assolutamente da visitare.